Signori e signori, buon pomeriggio e benvenuti nella Marina di San Vero Milis. Con la manifestazione di oggi si dà inizio a una serie di manifestazioni che proseguiranno per tutta l'estate. Le manifestazioni saranno di vario genere e speriamo di accontentare tutti coloro che saranno presenti nella nostra bellissima Marina. La manifestazione di oggi è intitolata a una rassegna di fisarmonica e di organetto, che sono i due strumenti musicali che hanno fatto grande e continuano a fare ancora più grande il folk sardo. Ma soprattutto la giornata di oggi è dedicata a un grande fisarmonicista di San Vero Milis, Raimondo Lepori. Ho finito e vi ringrazio nuovamente e vi auguriamo buon divertimento a nome di tutta la Pro Loco di San Vero Milis. Prosegue o presenta, meglio dire, la serata il maestro per eccellenza dei presentatori, il professor Giovanni Perria. Buonasera, benvenuti. Figura suggestiva e caratteristica, il fisarmonicista di piazza ha costituito per molte generazioni di sardi un punto fisso, sicuro e immancabile di riferimento delle nostre feste paesane. Era colui intorno al quale in qualche modo la festa stessa ruotava. Era lui che dettava o assecondava il passo della processione, era lui che allietava il pubblico negli intervalli delle gare poetiche logudoresi o che accompagnava i cantadoris nelle gare poetiche campidanesi a Sarrepentina, era lui che invitava il popolo al ballo. Raimondo Lepori è stato uno di questi e uno dei più grandi. A lui l'amministrazione comunale di San Vero Milis, in collaborazione con la Pro Loco, ha voluto dedicare questo memorial, una rassegna di fisarmonica e di organetto alla quale partecipano molti tra i più noti strumentisti della nostra isola che non possiamo non ringraziare per la loro disponibilità. Potrete a loro, a ciascuno di loro verranno assegnati circa 5 minuti nei quali, gestendoli al meglio, spero che riuscirà ciascuno a far sbocciare qualche fiore del proprio repertorio, a dare un saggio della propria bravura. Potrete ascoltare ritmi, passi, melodie delle diverse parti della nostra isola, perché nelle diverse parti della nostra isola l'organetto e la fisarmonica sono diffusi e radicati, con una prevalenza dell'organetto nelle zone più interne e della fisarmonica nei campidani. Parleremo più diffusamente, come è doveroso e giusto che sia, più in là di Raimondo Lepori, ma intanto in suo onore e nel suo nome diamo inizio alla manifestazione con una prima suonata e un primo ballo. Avete già visto sistemati dietro di me in semicerchio, quasi a fiorire il palco e questa serata, i componenti del gruppo folcloristico San Teodoro di San Vero Milis, ai quali rivolgiamo un applauso.
Ed è anche doveroso che l'apertura musicale della manifestazione sia affidata a un altro grande che prosegue quella che è la tradizione dei fisarmonicisti, dei grandi fisarmonicisti di San Vero Milis. Voi avrete letto, credo, sul manifesto Raimondo Lepuri, noto Lepureddu, più esattamente Lepireddu, cioè Lepuri Junior, per distinguerlo dal padre Zipalloi, cioè Salvatore Lepuri, che è stato a sua volta un eccellente fisarmonicista, così come eccellente, grande, grandissimo fisarmonicista che è stato non solo allievo ma amico del zio Raimondo Lepiri, come lo chiamavamo noi, è Pietro Madà. A lui affidiamo l'apertura della serata con un primo ballo, passo campinanesu, come no? A Passo Gabillu, perché il nostro gruppo si esibirà con un ballo de sa presentata, credo, il ballo con cui ci si presenta al pubblico, e intanto si prepari a salire sul palco un altro bravo fisarmonicista che è Artemio Planarge. A voi tutti, buon divertimento.
Bene, ringraziamo di cuore i componenti del gruppo folcloristico Proloco di San Venuminis, così come ringraziamo Pietro Badau, e mentre i ragazzi con i vostri applausi scendono dal palco, li vedremo ancora più in là perché si esibiranno ancora, e si appresta a fare la sua esibizione il bravissimo, questo è un ragazzo, io l'ho conosciuto, sì, e come è staccato il... Sì. Pensato, tra tanti che ne sono nati di fisarmonicisti a San Venuminis, anche lui di San Veno invece è di Silì, altro paese tra l'altro in cui sono nati grandi fisarmonicisti. Bene, Artemio Planargia adesso darà un saggio della sua bravura e intanto si prepari Titino Caddeo. Artemio Planargia.
Grazie ad Artemio Planarge, che tra l'altro un po' si lamentava non perché doveva esibirsi per primo, ma perché toccava a lui in qualche modo rompere il ghiaccio, se di ghiaccio si può parlare in questo periodo. Il fisarmonicista, anzi organettista, che potrete ascoltare tra poco, è una singolare figura, non perché sia singolare lui, ma perché viene da una famiglia di suonatori. Pensate che era organettista il padre, è organettista lui e ha due figli, Graziano e Davide, che sono fisarmonicisti. Sono di Dualchi e lui è Titino Caddeo. Si prepari intanto Augusto Spada.
ringraziamo anche Titino Caddeo, mi faceva osservare l'amico Pavetto Zicca in precedenza, che io ho annunciato quando ho parlato di Titino Caddeo che il suo strumento era un organetto. In realtà, per essere precisi e pignoli, si tratta di una fisarmonica diatonica, perché ha la struttura esterna della fisarmonica, mentre per quanto riguarda la impostazione dei suoni è come l'organetto diatonico. Ma insomma, stiamo entrando proprio nelle specificità che possono interessare gli esperti, ma è giusto, è doveroso rilevarlo. Bene, è già pronto un altro grande, notissimo fisarmonicista che esegue i balli, proprio fisarmonicista da piazza, ma accompagna anche i scantadores a Sarrepentina in diverse occasioni. Viene da Sant'Anna di Marruglio ed è Augusto Spada. Si prepari Tetto Froncia.
grazie anche ad Augusto Spada. Viene da Fordongianus, esegue credo più o meno tutti i tipi di ballo della nostra isola perché è abituato ad accompagnare diversi gruppi che si esibiscono nelle diverse piazze della Sardegna. Tetto Frongia. Si prepari intanto il gruppo folk di San Vero Milis.
e un grazie anche a Teto Frongia. Adesso ritiriamo la sedia. No, forse serve qui. Fa piacere che si sia trasformata veramente questa serata in una festa di piazza, come giusto e bello che sia, e continueremo, io spero così, quindi un grazie anche a voi, perché la festa, lo spettacolo diviene molto più bello quando c'è la partecipazione del pubblico, che questo significa anche che il pubblico gradisce la manifestazione. Ma adesso, mentre i ragazzi del gruppo salgono sul palco, vi chiedo un momento di attenzione, perché dovrò dire doverosamente alcune cose sul personaggio a cui questa manifestazione è intitolata. Raimondo Lepori nasce a San Vero Milis il 23 febbraio del 1914. La fisarmonica la conobbe a casa perché, come ho avuto occasione di dire prima, il padre Salvatore Ziballoi era un eccellente fisarmonicista, e tuttavia il piccolo Raimondo dal padre, nella sua iniziazione allo strumento, non ebbe espressamente alcun aiuto. Egli ascoltava e osservava il padre che suonava, e poi magari di nascosto, comunque per conto suo, si provava a ripetere ciò che aveva udito e osservato. Fu di fatto un autodidatta, però va anche detto, a onor del vero, che se il padre non lo incoraggiò e non la aiutò espressamente, tuttavia neppure lo ostacolò, e lui poté così seguire quella che era la sua passione e coltivarla. Occasioni di Milis, e in quella bettola convenivano diverse persone che amavano trascorrere delle ore insieme a bere, magari a mangiucchiare ogni tanto qualche boccone, magari delle favelesse, e si cantava anche, si andava per ascoltare, e il piccolo Raimondo suonava. Poi altre occasioni in gioventù ne ebbe accompagnando le serenate degli amici che intendevano rendere omaggio con il canto e con la musica alle belle sanveresi, con qualche inconveniente, come quando per esempio gli sequestrarono la fisarmonica le forze dell'ordine perché era un, come si dice, un disturbo della quiete pubblica. Fortunatamente poi la fisarmonica gli venne restituita. Altre occasioni di esercitarsi, come tanti altri fisarmonicisti d'altra parte, le aveva perché sempre il padre, come altri anche delle nostre zone, gestivano i sistazzus, cioè quelle baracche ambulanti che venivano piazzate nelle diverse località in occasione delle feste più rinomate, e nelle quali le persone, i fedeli che venivano anche da lontano, talvolta sostavano anche per una notte intera, e lì per l'occorrenza, visto che si trattenevano a mangiare, a bere, a cantare, talvolta a ballare, c'era a disposizione sempre uno strumentista, e quindi Raimondo ebbe occasione di fare anche questo. Raimondo era sempre lì con la fisarmonica, e intanto la sua fama cresceva, e dalle diverse parti della nostra isola, dalle zone circonvicine inizialmente, poi da zone sempre più lontane, riceveva degli inviti per andare a suonare. Ma di questo, siccome non ho nessuna intenzione di annoiarvi, ne parlerò durante un altro intervallo, perché vedo già pronti e posizionati, come si suol dire, i componenti del gruppo folcloristico di San Vero Milis, con un altro giovane suonatore sempre di San Vero Milis, che è Michele Fenu, e potrete assistere alla esecuzione del Suassu Torrano.
grazie al gruppo, grazie a Michele, vi ammireremo ancora più in là. E intanto, grazie ancora, e intanto si apprestano a prendere posizione. Stavolta sono in due, si tratta a dire il vero di due figure singolari. Uno è uno strumentista che suona e anche bene diversi strumenti, ma eccelle con l'organetto, è notissimo credo. È una delle figure sicuramente più note che ci siano in Sardegna, e l'altro invece è un percussionista che potremmo definire un giramondo, perché si esibisce un po' in tutta Europa e non solo. È nativo di Arbus e risiede a Quartu, è stato in Svizzera, credo negli Stati Uniti, un po' in giro per il mondo. È Cosimo Lampis, mentre un applauso per Cosimo, mentre l'altro personaggio di cui ho parlato è Paolo Zicca di Quartuccio, ma residente a Maracalagones. Come l'hanno fatto a San Lorenzo. Lucio. Lucio. Muovi il letto. Destra. Destra. No. Il destro. Lo so, però non male. Si prepari intanto Ignazio Manca.
navi si punnin nannati le hoitoi canta duro duro dormi vicino dormiti sicuro caso cane liado a poi sei anna caso cane hey sorriu de trigo, ma tu dormi vicino in loga abrigo, un caratonda e animo sereno, tilliri 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 della, tilliri 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 tilliri, Assicotera te non torra mai, semos en tempo de tiranías, infamidades e carestías, como los populos cascan que cane, riden de forte queremos pane, famido noi, semos papande, pane castanza e terra cullande, terra cafango, torra su povero, senza alimento, senza ricovero, re mondo meu, su mondo ergai, assicotera, assicotera, assicotera te non torra mai. E tanto lide su mondo ergai, assicotera te non torra mai, assicotera te non torra mai, assicotera te non torra mai. Bene, abbiamo, come potrete osservare, la fisarmonica è sistemata in maniera opposta rispetto alla solita, dove normalmente si hanno i bassi, lui ha la tastiera e viceversa. Ed è singolare per questo motivo, ma è singolare perché veramente si tratta di un grande fisarmonicista, Ignazio Manca. E intanto si prepari Gianfranco Massa.
grandissimo fisarmonicista, suonava sia la fisarmonica che l'organetto. Credo che molti tra voi l'abbiano conosciuto, l'abbiano ascoltato, ne abbiano comunque sentito parlare. Dominicheddu Medde, che è scomparso credo una quindicina di giorni fa, un grande veramente della fisarmonica. Ascoltiamo Giovanni Scarpa, intanto si preparino i pulcini del gruppo folk di San Veromilis.
E un grazie anche a Giovanni Scarpa. E mentre aprì un esercizio commerciale e dedicandosi a questa attività dovette lasciare la fisarmonica, riprese ai primi degli anni 60 e proprio in quel periodo, nel 1963, effettuò alcune incisioni discografiche con 3 altri personaggi della zona, diciamo, il chitarrista Giovanni Porcheddu di Cabras e i 2 cantadores, cantavano in logudorese ma erano di Cabras, che erano Peppino Deiala e Peppino Pisano. Insieme costituirono il quartetto sardo capitanese che incise una decina di dischi, e questi dischi sono importanti perché sono le uniche cose ufficiali che ci siano rimaste registrate di Raimondo Lepori. Nel 1963, nel marzo, si trasferì qui a Mandriola e qui è vissuto praticamente fino alla fine dei suoi giorni. Si è spento infatti il 27 maggio del 1991. L'ultima sua esibizione in pubblico avvenne nel 1982 ad Ales. Negli anni 70 non era raro trovarlo qui nel suo bar e prendeva la fisarmonica quando qualche amico veniva a trovarlo e voleva ascoltarlo suonare, oppure aveva voglia di farsi 2 voci, come si suol dire, e lui era lieto di accontentare gli amici. Veramente un grande personaggio Raimondo Lepori, e oltretutto è stato, come dire, un precursore, perché aveva intuito già che queste zone costiere dell'Oristanese, ma non solo dell'Oristanese, non si addicevano più solamente per il turismo, come si suol dire, estivo, mordi e fuggi, ma che qualcuno poteva venire a stabilirsi definitivamente qui. E oggi, come voi sapete, sorge qui un esercizio abbastanza importante e notevole, che è appunto gestito dai figli del nostro grande amico, perché io personalmente posso anche vantarmi di averlo non solo conosciuto, di essermi divertito con lui, di avere anche cantato spesso con lui, perché era amico di un mio zio, era diventato in qualche modo anche mio amico. Quindi questo mio ricordo non è solo il ricordo di uno che si occupa di musica e di folklore sardo, non è solo una osservazione critica, ma, se mi consentite, è un ricordo affettuoso di uno che si è onorato di averlo avuto per amico. Questo il grande Raimondo Lepori. E ora i più giovani del gruppo folk, il ricambio futuro del gruppo folk di San Vero Milis, eseguirà lo stesso ballo che è stato eseguito dai loro colleghi, diciamo così, più anziani. Il suonatore è sempre Michele Fenu e il ballo è sempre Suvassu Torrao. E intanto si prepari Peppino Pipia.
incoraggiamento anche per loro, soprattutto perché sono tanto giovani e saranno il futuro del gruppo folk di San Vero Milis. Li ringraziamo ancora e un grazie a Michele Fenu che per stasera non ascolteremo più. Bene, io ho chiamato, non so se sia pronto il fisarmonicista Pippia, aspettiamo che scendano. No, va bene. Ecco, diciamo che tra...
bravissimo, Peppino Pipia. E intanto, mentre ascoltiamo un altro giovane, si prepari Gianfranco Mura. Il giovane che stiamo per ascoltare è allievo di un grande suonatore, notissimo nella zona, e non solo nella zona, ma credo in tutta la Sardegna, Peppino Cocco. Non so se qualcuno tra voi ne abbia sentito parlare, sicuramente qualcuno ne ha sentito parlare, di Busacchi. Viene da Busacchi anche lui, mi scuso se prima gli ho sbagliato il nome, ho detto Marco, in realtà è Mario Flore. Non t'avevo riconosciuto, scusami. Non sai che ti stavo guardando, questo non mi ricordavo. Carmelo. Giochino. È famoso, sì. Dovrebbe chiudere. All'ultimo fa. Solo viene. Non lo sarà.
grazie a Mario Florente. Il fisarmonicista che state per ascoltare ha iniziato una ventina di anni fa proprio con la Proloco, con il gruppo di San Vero Milis, e quindi questa sera intende, io pensavo, avrei preferito che lo facesse lui con la sua voce, ma ha affidato a me l'incarico. Vuole ringraziare pubblicamente la Proloco di San Vero Milis per avergli offerto tanti anni fa, tantissimi e ancora giovani, la opportunità di esibirsi nelle diverse piazze della Sardegna. Risiede a Cavaras, ma è di Barate di San Pietro, Gianfranco Muna. E intanto si prepari Ignazio Erbì.
piccolo particolare, questa fisarmonica è stata, o con questa fisarmonica ha suonato Raimondo Lepori. Credo che tra le fisarmoniche che sono qui presenti questa sia l'unica che abbia avuto questo onore, quindi è anche un cimelio storico sotto certi aspetti. Bene, ora è il momento di un altro grande della fisarmonica sarda, che risiede ormai da tanti anni a Cagliari, è un autentico maestro e nativo comunque di Gestoli e non ha mai dimenticato, è normale che sia così, il proprio paese. Ignazio Erbì, e intanto si prepari Nicola Piletta.
Grazie, bravissimo, complimenti anche al maestro Ignazio Erbini. Abbiamo adesso un altro giovane, anche egli allievo di Pietro Madao. Pietro, ne hai fin troppi di allievi, curali bene, mi raccomando. Viene da Seneghe ed è Nicola Pirella e intanto si prepari Gianni Ore. Thank you.